Un nuovo sit-in si è svolto ieri pomeriggio a Siculiana, presso il centro di prima accoglienza, al quale ha preso parte in prima persona il sindaco Lauricella, presenti anche assessori, consiglieri e tanti cittadini. La protesta fa seguito a quella di qualche giorno fa, poiché i siculianesi non vogliono i migranti presso il centro di Villa Sicania, che in diversi sono anche fuggiti, dando notevole fastidio e preoccupante agli abitanti, in quanto alcuni di loro si sono nascosti addirittura dentro le abitazioni. Sul sit-in di ieri pomeriggio è anche intervenuto Calogero Pisano, rappresentante di Agrigento dei Fratelli d'Italia, che in una sua nota stampa afferma: siamo venuti alla manifestazione per testimoniare ai cittadini di Siculiana la vicinanza e la solidarietà di Fratelli d'Italia. Purtroppo non hanno fatto altrettanto i deputati agrigentini di maggioranza, oggi assenti ingiustificati, che evidentemente per salvaguardare la loro comoda poltrona preferiscono appoggiare le scelte assurde del governo giallo-rosso piuttosto che schierarsi a fianco dei cittadini di Siculiana. Per Pisano Fratelli d'Italia è per la chiusura del centro di accoglienza e chiederà agli organi competenti anche un'ispezione per verificare se la struttura sia in regola sotto il profilo igienico-sanitario. Intanto il sindaco Lauricella continua ad affermare le sue preoccupazioni. Da 7 anni nulla è cambiato in città, anzi la situazione è peggiorata per via del Covid-19 che ha complicato le cose. Sindaco, ci aggiorni di quello che è successo ieri durante la manifestazione, l'ennesima che sta succedendo? Sì, ieri c'è stata, diciamo che l'amministrazione comunale e tutte le forze politiche di Siculiana hanno dato vita ad una manifestazione, a un sit-in in rappresentanza di tutta ovviamente la comunità e tutti i cittadini per la preoccupazione e per il panico che ha generato la riapertura del centro di accoglienza Villa Sicania in considerazione degli episodi di fuga che si sono verificati nei giorni scorsi. Quindi abbiamo ritenuto di manifestare in maniera civile il dissenso di tutta la collettività. Ovviamente dobbiamo dire che Siculiana da circa 7 anni ha già ospitato numerosi migranti, il centro è attivo dal 2013 e poi è stato chiuso nell'ottobre del 2019 e riaperto ora in ragione dell'emergenza sanitaria Covid, tant'è che viene utilizzato per quarantena, ecco, per ospitare i migranti che devono osservare l'isolamento obbligatorio, e questo ovviamente genera preoccupazione e allarme in tutta la collettività. Quindi a nostro modo di vedere, considerato che non ci troviamo più in una situazione di emergenza per quanto concerne il fenomeno immigratorio, è necessario che il governo si doti di un piano, di una programmazione per evitare che i piccoli centri con vocazione turistica vengano penalizzati con grave danno per le economie locali.